Avendo avuto la conferma da parte del Governo e della Presidenza del Consiglio che la mia posizione, nonostante io mi sia assunto ufficialmente la responsabilità politica del fallimento di questo referendum, poiché, ripeto, questa fiducia è stata confermata, non c'è nessuna ragione per cui il Ministro della Giustizia abbandoni il suo posto. Nel question time alla Camera il guardasigilli conferma la linea della prima ora, nessun passo indietro come è avvenuto invece per il suo capo di gabinetto Giusy Bartolozzi e per il sottosegretario Andrea Del Mastro, e questo mentre si consuma lo psicodramma umano e politico della ministra del turismo Daniela Santanchè, le cui dimissioni dopo essere state auspicate dalla Premier sono arrivate in serata, caso che ha imbarazzato il governo e la maggioranza a tutti i livelli, anche locali. Lo stesso sindaco leghista Mario Conte a metà giornata si era appellato alla responsabilità. Richiamo tutti alla responsabilità, ognuno in base al ruolo che ricopre. Chi fa il sindaco deve seguire la propria comunità con impegno, con rispetto, con onestà, chi fa il ministro altrettanto. Correttezza vuole che vengano rispettate le volontà della Premier. L'auspicio della Premier era stato fatto proprio anche dai meloniani trevigiani. Io auspico che accolga l'invito, come hanno fatto Dal Mastro e la capo di gabinetto del Ministero. La riterrei una cosa assolutamente in linea anche per continuare a difendere la dignità del partito e del ruolo che hanno occupato. Per l'opposizione chiaramente è il momento di assestare il colpo, trascinati dal risultato referendario. Sono gli italiani che, votando no a questo referendum, hanno mandato a casa le persone che non sono degne sul piano dell'onore e della rispettabilità di ricoprire incarichi pubblici così importanti. Giorgia Meloni, anziché assumersi la responsabilità di uno schianto frontale dove lei in prima persona ha portato il governo, sta cercando di scaricare la responsabilità sui pezzi più fragili, quelli più indifendibili. Cerca di trarre le conclusioni sempre via ring Roberto Bulldog Marcato. In Italia è tutta politica, ogni appuntamento elettorale è politica. Quindi tutti questi qua fa politica e noi altri fermo i fighetti. No, devi fare politica, perché c'è un tema anche di giudizio nei confronti del governo, è inevitabile.